Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Superallen, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi, 10° episodio di questa carriera allenatore con Napoli che mi sta prendendo e appassionando veramente tanto. Spero sta succedendo lo stesso anche per voi. Ringrazio comunque le persone che la stanno guardando di continuo. Siamo partiti che ne eravamo di più, ma va bene così. Solo i fedeli e solo quelli legati a questa carriera allenatore la stanno guardando e la guarderanno fino alla fine. Ragazzi, in questo episodio sono successe diverse cose, stiamo andando avanti in diverse competizioni, questo ve lo posso spoilerare, quindi lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e andiamo dentro con questo episodio. Allora, a cosa eravamo arrivati? All'esordio in Coppa Italia col Palermo, dobbiamo giocare Napoli-Palermo, quindi ci giochiamo questa bella partita e cominciamo così questo nuovo episodio. Napoli-Palermo ce la giochiamo, però non la simuliamo questa volta perché comunque l'esordio in Coppa ci sta a giocarlo. Però a questo punto, come ho detto nello scorso episodio, voglio fare un po' di turnover, essendo anche il primo turno di Coppa. Voglio mettere Meret, che come vedete dalla grafica è anche sceso di 3 punti e questa cosa non va bene, tra l'altro non sta manco bene a livello proprio di morale. Poi voglio mettere Simeone in attacco al posto di Benzema, Kvaratskhelia lo facciamo riposare, al suo posto mettiamo ovviamente Traoré, mettiamo anche l'altro Traoré al posto di Politano e io credo che la formazione così possa andare. A posto, ci siamo. Napoli-Palermo in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, vediamo un po' come ci comportiamo in Coppa. Ah, l'esordio di Gavi, tra l'altro, me ne ero dimenticato quasi. Al posto di Lobotka. Eccolo qui Gavi, molto veloce, bella palla dentro, subito per Simeone! Il cialito! Vamos! Subito su assist di Pablo Gavi. Guarda, combinato. Cioè, me l'era pigliata la palla, poi oggi fu scemo. Attenzione, bella. Guarda un tiro, guarda Meret. Guarda a me, ma che ha fatto la capriola? Vai Ciolito, crediamo in te, vai Ciolito. Ciolito, Ciolito. Bella, Gillo, ok? Bella palla. Oh, e te l'hai scrutato pallo. Bella. Ottima. E ci ha guadagnato gol. No, sta un buco centrale. Ma qua sto rischiando troppo su dei... Lo sapevo che prendevo gol. Sto rischiando troppo su questa fascia qua. Ma poi ci lasciate un buco centrale. Poi mi trovare. Poi mi trova uno manca andare. Che scaffa lì. Guarda che cagacci lo vado. Meno male. Mamma mia, come si chiama? Come retto sta capendo proprio niente. Vai, sto soli. Dai. Capi. Gavi. Il gol all'esordio no, per quando? Bella, grandissimo intervento. Bella Simeone. Ancora, dentro. Zielinski. Dagliela. Vai Ciolito. Ciolito. Suavecito. Vamos. Il Ciolito. È un bello attaccante. Si ti piglia buona porta fumazzo. Tanta tutto quanto. Gianni Di Lorenzo. Vai Juan. Vai capitano. Bella dentro per Zielinski. Vai Zielinski. Vai Zielu. Dentro. Il pallone mangiato. Il gol mangiato. No, anch'issa. Attenzione, non facciamo tirare. Meno male, Meret. Mamma mia, comunque Meret mi fa paura. Attenzione, non usciamo con i difensori. Attenzione, c'è un buco clamoroso. Power shot, mamma mia. Vai Zielu. Dietro, eccolo qua. Proprio lui. Gavigno. Gol e assist all'esordio. Vamos Gavi. No, Di Lore. No, Mario, Arucazza va. Bella, anch'issa, no. Meno male, ma che rischio? No, ma che cazzo di lancio fa Meret? Guarda là, va. Vai Zilu, l'hai disorientato, vai. Bella palla, vai ancora. Vai Ciolito, stai solo tu. Mettila di qua, per l'amichetto Traoré. Mano Curtir. Bella Gavi, ancora altro pallone recuperato. Vai Ciolito, dall'altra parte bella. Traoré, vai Ciolito, vai, tripletta del Ciolito. Ciolito, è un bello attaccante. E adesso basta così perché simulo il risultato, vado direttamente alla fine. 4-2, quindi ci segna un altro gol di Mariano all'89esimo e va bene così. Allora, cos'è arrivato qua? Offerta per il trasferimento, Mario Rui 11 milioni e 900 mila. No, non ve lo do né mo e né mai. E Di Lorenzo, Paris Saint Germain 32 milioni. No, mi tengo i miei due terzini. Andiamo avanti. Offerta per il trasferimento, Leo Ostigard per 14 milioni e 400 mila. No, aiuto, perché quelli sono i difensori che ho. Cioè
Cioè non è che mi posso privare di Leo Ostigard, rifiuto offerta. Poi tra l'altro va bene pure. Ho sbagliato a non farlo giocare manco sta partita. Allora andiamo, Verona-Napoli, saltiamo la conferenza per questa volta e voglio simulare la partita. Poi se caso mai si mette male entro in campo. Vai Politano, mettila bene dentro. Vai Poli... No, calcio d'angolo. Politano, mettila bene in mezzo. Tira, tira, nessuno tira. Tirate! Maro che parata che ha fatto Portiere. Dentro, vai, bella, bello 1-2. Vai Benzema, fatti il tuo campo, vai Benzema. Dentro per Zielinski, tira! E andiamo! 1-0 Zielu, 1-0 Zielu. Vai. Attenzione, non facciamoli tirare. Vai, ripartiamo. Dagliela subito. Benzema. Davanti al portiere. Sta mangiando gol. Guarda, se n'era andato in mezzo a due di loro. Dobbiamo usare più Benzema, l'ho detto. Anche sa dietro. Si sta scaricando joystick. Mandala subito avanti dentro la palla. Tira, qualcuno che tira. No, ha parato portiere. Riparte il Napoli. Vai Zielu e finisce qua. 1-0. Mamma mia, voglio sudatissima questa. Però va bene così. Ho riposato. Intanto la Lazio perde contro l'Udinese e quindi andiamo avanti. Allora voglio adesso, prima di passare alla prossima partita, andiamo un attimo a cercare dei giocatori, perché sappiamo che uno degli obiettivi che ci ha dato la società è quello di prendere dei giocatori del Nord America. E quindi, visto che ho letto un po' di commenti vostri, prendo il commento di Mattia De Lucia che mi ha scritto alcuni calciatori del Nord America che si possono prendere. Quindi ricerchiamoli e vediamo se possiamo prenderli. Allora, il primo che mi è stato consigliato è Kellyn Acosta, anche se è un centrocampista centrale. Non dovremo averne bisogno, però vediamo, non si può mai sapere. L'altro che mi è stato consigliato è Roberto Alvarado, che è un'ala destra, 24 anni. Chiediamo anche in questo caso di seguirlo, che non si può mai sapere. Andiamo avanti. Io il mio mercato l'ho fatto, ho comprato Gavi al posto di Lobotka e va bene così. Avanziamo di un'ora, ma è che non succede nulla. Questa sessione di mercato invernale la togliamo subito di mezzo. Abbiamo uno squadrone, ragazzi, abbiamo costruito. Abbiamo fatto un altro grande ritocco con Pablo Gavi a centrocampo. Vediamo qui Mario Rui, 13 milioni e 300 mila, ragazzi. Il maestro non si tocca. Rifiuto offerta. Andiamo avanti, dobbiamo tenerlo fino alla fine, perché se nella realtà ancora deve vincere uno scudetto, almeno qui dobbiamo fargli vivere questa essenza, sperando sul gioco almeno. Andiamo avanti, avanziamo di un'ora, sta quasi per terminare quest'ultimo giorno di calciomercato. Qui non succede nulla di eclatante. Milinkovic-Savic che passa dalla Lazio al Manchester City. Ecco, questo è un colpaccio del Manchester City. Ok, finisce qui questa sessione di calciomercato, quindi ci simuliamo l'allenamento e andiamo avanti. Allora, offerta per il trasferimento. La squadra Sporting si è detta interessata a Giovanni Di Lorenzo. No ragazzi, Giovanni Di Lorenzo vi ho detto che non si tocca. 34 milioni, tra l'altro mi stanno offrendo anche tanto. E andiamo a giocarci questa partita importante contro la Roma. Saltiamo la conferenza, ci guardiamo un attimo la squadra e poi si parte. Oh, ma chi se fa? Scendi, capita. Mannaggia. No, attenzione. Che sta Solis, Spinazzola, attenzione. Mamma mia. Vai sempre, vai Polita. Bella per Benzema. Agita la porta under. Vai Benzema. Bella, mamma mia Rachmani. Mamma mia, bella palla dentro per Benzema. Guarda qua che palletto che c'ha. Ma guarda portiere. No, attenzione, che un'azione fanno, mi rompono in scatola. Bella, grandissimo Rachmani. No, Wijnaldum no. No, Belotti mi ha fatto gol la Roma. Un'azione ha fatto la Roma. Sto giocando solo io, Vai Zielu, vai. Inventane una, non perdo pallone però. No, ragazzi, no. Ma quanti buchi. Mamma mia, bella Di Lorenzo. Dai, ultima azione. Dai. È buona. Dai, è buona. Schiattalo! Ti ho detto che è buona! 1-1. Mettiamo le cose in chiaro. Sappiamo quando sono noi. Dai Napoli. Vai. Un altro subito. Un altro subito. E scendi. Matteo. È buona. A giro. Madonna il portiere. Dai, ultima azione di questo primo tempo. Ultima occasione. È buona. Vai per Gavi. No. Vai Saliba. Sì. Pensavo che era fuori. Vamos. 2-1. Saliba. 2-1. A fine primo tempo. Facci macellanata. Un altro. Vai con Zielu. Vai con Olivera. Guarda il portiere che sta pigliando. Ma dove vai? No.
Mamma mia, che gol che ha fatto Ebram. No, non lo facete tirare. Bella. Schiattalo. Il portiere niente, non vuole farla entrare sta palla. Oh. Ma sta sempre Gavi. Vai Politano. È buona. È buona la palla dentro. Vai Zielu. Zielu. Sotto Fir. Amos. 3-2. Bella partita. No. Mamma mia che ha preso Navas. Ora prendiamo gol, mo ti faccio vedere. Mo ti faccio vedere come prendiamo gol dalla Roma. Sull'ultima azione. Mamma mia Navas. Mamma mia Navas, 3-2. Partitaso. Avanziamo, andiamo avanti, vediamo. Ah, c'è proprio la Roma un'altra volta, però questa volta è in Coppa Italia e sono quarti di finale. Stavolta però essendo la Coppa facciamo un po' di turnover. Invece di mettere Navas mettiamo Meret, che ha recuperato un punto rispetto all'altra volta, ho visto. Poi mettiamo un'altra volta Simeone, che può essere l'uomo delle coppe. Al posto di Saliba io metterei il grandissimo Kim e al posto di Lorenzo io metterei Zanoli. Attenzione ad Ebram, attenzione Waiu, attenzione la Roma quando attacca fa paura, mamma mia, no Zanoli no! Ma è lento Zanoli. Vai Zilu no, ma su Smalling quando passa. È nostra, vai che è nostra, vai Ciolito! Ciolito! L'ho detto! Può essere l'uomo delle coppe! Il Ciolito Simeone colpisce ancora dopo la tripletta al Palermo e ancora lui al centro dell'attacco. 1-0. Vamos! Ma chi cazzo devo prendermi? Attenzione alla Roma, attenzione ad Ebram. Bravo Meret, bravo. Oh, ma è fallo! Mannaggia, è fallo! La touch hit. E mo pigliavo gol, no? Qua su un fallo che mi hanno fatto devo prendere gol. Devo prendere gol su un fallo che mi hanno fatto. Dai, non molliamo, dai. Dai, che stiamo giocando bene, dai che stiamo giocando bene. Ma là, ne mi chiediamo. Dai, un po' di ordine. Bella. Ma che buona, che palla che ti ha messo Zambo centrale a tir. Va, bella palla, va per Politano, va. Bella palla, metti a buono mezzo. Schiattalo, Ciolì. Zanoli, bella. Alimenta. No, Gavi, alimenta. Bella. È buona. Angola là, taschiatta. Vamos. Zielinski 2-1. Bravi. E Zanoli ha contribuito perché ha alimentato con la testa. Bella. Rangel subito dentro. Il Ciolito. Ancora lui. Il Ciolito Simeone. L'uomo delle coppe. Bella palla di Simeone. Che pallone che gli ha dato Akbara. Dai, ancora dentro. Che 1-2 tra lui e Simeone. Che gol che ho fatto. Mamma mia, che gol che ho fatto. Triangolazione lunghissima tra Simeone e Kvara. Mamma mia, questo è un gol da scuola proprio calcio. Guarda qua. Mamma mia, guardate come gioca il Napoli. Ancora Simeone. Forse un'altra tripletta. Ancora Simeone rientra. Eccolo qui, il pallone per Zielu. Vai Kvara. Oh, non segna un sacco di tempo. Mo pigli Zanoli, addirittura, guarda, lo si proprio scarz. Mamma mia. Quanti c'hai, Bram, sei proprio un scemo. Pigliamo lo stesso gol, la giocata vita. E finisce qua, vai semifinale per il Napoli. Vamos. Allora, raga, vediamo un attimo in posta cosa è arrivato. Federazione Islanda mi ha mandato la mail, però io ovviamente rifiuto. Cioè, tengo proprio a capo, capite, della nazionale. La squadra Paris Saint-Germain, Alessandro Zanoli per 3.350.000. Allora, io adesso pure a Zanoli, però a chi mettesi in un gioco kill? Rifiuto offerta, nonostante comunque aver passivo che fa un poco per. La ricerca in Argentina sta per concludersi. Hai capito? Ma ha dato ruota a qualcuno? No, stanno perdendo solo tempo, loco. Qualcuno in Belgio, dai, qualche giovane belga. Partita spostata Fiorentina-Napoli. Partita spostata Napoli-Lecce. Non me ne fotto proprio. Quanti giucambi, sai, no? E vincimmo sempre. Allora, per quanto riguarda invece Udinese-Napoli, parte la conferenza, la saltiamo. Poi voglio sfidare la legge del bug. Ok, simulazione veloce. Voglio andare direttamente al risultato
risultato finale, voglio vedere che succede. Mamma mia. Ui, guarda che lei è un po' buggato sto coso. All'89esimo abbiamo segnato. Voglio. Benzema ha sbagliato pure un rigore. 1-0. Bello. Con un semplice click e ti porti una partita a casa, così. Che ne puoi dirmi 4-1. Stiamo tra l'altro arrivando verso la fase clou di questa stagione. Molto molto bella, molto molto importante. Allora, osservatore Fabio Berardi. L'ho inviato in resoconto su Roberto Alvarado. Ok, 7 milioni e 5, se potesse fare. Andiamo avanti. Abbiamo una partita di campionato contro l'Empoli, Empoli-Napoli. Però anche in questo caso io la vorrei simulare per vedere cosa succede, proprio per riposarmi e per non giocarle tutte quante. Dai Napoli, attenzione all'Empoli. Stempo l'attacco, attenzione all'Empoli, attenzione all'Empoli. Mamma mia che parata di Navas. Dai, rubiamo il pallone là, bravo, bravo, rubiamo il pallone là. Vai, mettila dentro. Giochiamo molto di più su Benzema. Attenzione sulla fascia. Chiudiamo. Mamma mia. Guarda, stiamo rischiando contro l'Empoli. Dai. Attenzione Mario. Non facile tirare a Kiss. Mamma mia, altra parata di Navas. Guarda, stiamo subendo. Primo tempo, non abbiamo fatto una conclusione. Recuperiamo il pallone. Tanto stiamo finendo il primo tempo. Non è facile tirare. Ok, fine primo tempo. Guarda, 0-0. Ma non abbiamo fatto niente, vedi? Nessun evento, non abbiamo fatto niente. Dai, 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 dai. Dalla Benzema. Dalla avanti a Benzema. Madonna, ma tagliela bene. Dai, dai, ripartiamo, ripartiamo. Stiamo giocando, dai. Stiamo giocando, dai. Dai, bella Benzema. Dai, bella Verzielu. Dentro, Politano. Mettila dentro. Gol. Andiamo. Varaschelia. Vamos. Dai, dai, che non segnava da un sacco di giornate, dai. 3 minuti, dai, manca poco. Dai, Zambo. Bella per Zielu. Bella dentro per Benzema. Bella palla per Di Lorenzo. Finisce qui. 1-0, 1-0 e altri 3 punti a casa. Ok, ok, è tempo di Champions, ragazzi. Prosegue la corsa al titolo. Abbiamo gli ottavi di finale contro il Francoforte. Contro il Francoforte. Bella, bella. Dai, dai, gli ottavi sotto la neve a Francoforte. Quindi sarà molto complicato oggi. Guardate qui, già infatti vedo che vanno lenti su questo manto erboso. Guardate il pallone come va lento, sarà un macello oggi, Questa è la mia prima partita sotto la neve su questo gioco. Attenzione, buco clamoroso. Primo grande intervento della partita di Navas. Bella, subito. Bello. Ma che ci fa Mario Luca? Vai, Zelischi. Bella dentro, Maro. Vai, Kvara. Maro, ce l'era come si chiama? Benzema. Guarda, c'hanno il culo sui rimpalli. Io li chiudo e loro la prendono. Mamma mia, mamma mia. Cosa si stanno mangiando questi? Che mi magni. Bella palla. Mettila subito dentro. Vai Anghissà, alimenta. Bella. Vai Zielu. Incrocia. Madonna il portiere. Bella subito. Bella subito. Bella subito. Schiattalo. Ma guarda il portiere, guarda. Ma che volo ha fatto? Bella, vai, 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 vai. Veloci, veloci, veloci. In velocità, in velocità. Mamma mia che spazio che si è aperto. Karim The Dream. Lui non le sbaglia perché lui è l'uomo della Champions. Lui è l'uomo della Champions, non le sbaglia. 1-0 davanti al portiere. Gol pesantissimo tra l'altro in trasferta. Vai, vai Giovanni Di Lorenzo. Bella tesa la mettere, no? Così questo passaggio. Sì, non possiamo perdere palla là, centrocampo. Non possiamo. No. Sto power shot di merda. Mamma mia, pensavo che era gol. Mamma mia, Benzema. Che combinata, sei solo tu. Sei solo tu? E non le sbaglia. E invece sì. Sono un coglione, sono un coglione. Bella, mamma mia che palla, che invenzione per Mario Rui. Vai Mario, 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 Mario. Mario! Oh Mario, manca un coppo gioco, segna. Mamma mia, dovevi stare a fare proprio una tu colletto, sai? Bello veloce, veloce, a modo mio. Bello veloce, veloce. E sali, scatta, bello veloce, veloce, a modo mio. T'ha già visto? Ti ho visto col tacco! Bello veloce veloce a modo mio, ti ho detto! Ancora lui, Karim The Dream, Benzema. Che azione, che azione, che azione. E finisce qui, 2-0 contro il Francoforte a Francoforte. E quindi
Vediamo il ritorno cosa succede in casa nostra. Finisce qui ragazzi anche quest'altro episodio della carriera allenatore col Napoli, il 10° episodio. Come avete visto stiamo andando avanti in Coppa Italia, abbiamo battuto sia il Palermo che la Roma nei quarti di finale, quindi dobbiamo scoprire la nostra avversaria in semifinale. Stiamo andando avanti anche in Champions League, siamo arrivati agli ottavi di finale, abbiamo battuto all'andata il Francoforte, vediamo al ritorno cosa succede nel prossimo episodio. Ragazzi, per il prossimo episodio, già lo sapete, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e sempre solo Forza Napoli. Ciao, aiuto!